Il dottor Giovanni Ruvolo, cardiochirurgo, è il nuovo componente del Consiglio di amministrazione del Consorzio Universitario di Agrigento. Questo quanto pubblicato sul sito del CUPA e nella pagina del sindaco, citando che atteso il dottor professor Giovanni Ruvolo contattato e manifestava la propria disponibilità ad assumere l'incarico, determina a designare ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto del Consorzio Universitario di Agrigento in vedo che il dottor professor Giovanni Ruvolo, che ha accettato l'incarico. Il dottor Giovanni Ruvolo attualmente è cardiochirurgo all'Università Tor Vergata di Roma, non è anche marito dell'onorevole La Rocca Ruvolo di Forza Italia. Ruvolo, ricordiamo che è nativo di Ribera, è stato anche al Policlinico di Palermo, per poi scegliere altra destinazione, Roma. Spetta ora al presidente Schifani determinare chi guiderà il consorzio universitario. Dopo la guida del dottor Nenè Mangiacavallo, recentemente abbiamo anche assistito a delle prese di posizioni forti da parte del consorzio universitario che non hanno condiviso appieno la parte relativa allo statuto della fondazione, in quanto per Mangiacavallo e Di Maida andava sostituita la parte relativa alla posizione dell'associazione Meno di Palermo, che ha curato il progetto. Un privato, anche se si tratta di un'associazione, per Mangiacavallo e Di Maida non può far parte dei soci fondatori della Fondazione Agrigento Capitale della Cultura 2025, che dovrà gestire sia i progetti che i finanziamenti disponibili per l'intera manifestazione. Quindi ci sarà un cambio di vertice al consorzio universitario, anche per la componente che fa parte all'onorevole Pisano, rappresentata da Giovanni Di Maida. Verrà probabilmente sostituita con l'attuale commissario del consorzio universitario, Raffaele Sanzo, sempre in quota Forza Italia. Ora con la nuova guida certamente sarà più favorevole alla linea del sindaco Miccichè.